questo ASCO 2024, grande attenzione ai determinanti di salute in oncologia, un tema importante che acquisisce sempre più rilevanza. Ne parliamo con Nicola Laverde, membro del direttivo nazionale AIRO. Nicola, di cosa si tratta? Si tratta di questo: i determinanti della salute sono fattori legati alla persona come l'età, il sesso, l'attività professionale, lo stato familiare, le sue condizioni economiche, il lavoro che fa oppure la disoccupazione, insomma diciamo una serie di situazioni che condizionano la vita della persona, per esempio anche l'area geografica in cui vive. Tutte queste cose che apparentemente non sembrano avere nessuna correlazione col cancro invece ce l'hanno. E di fatto durante questo congresso ho assistito a delle presentazioni, delle comunicazioni orali, ho visto dei poster molto interessanti che evidenziano e sottolineano come i determinanti della salute influenzano sia un eventuale ritardo diagnostico della malattia o addirittura proprio una possibilità di guarigione o meno da un cancro o addirittura un aumento della mortalità. Faccio alcuni esempi. In un'area geografica di New York, quindi una città insomma importante anche negli Stati Uniti, si vede come le persone che risiedono in determinate aree con determinati codici di avviamento postale giungono alla diagnosi di melanoma con tumori ben più grandi rispetto alle persone che vivono in altre aree geografiche con altri codici di avviamento postale. E un po' il collega che presentava questi dati mi spiegava che vari fattori possono contribuire a questo. Intanto per esempio il fatto che non hanno un'assicurazione in quell'area geografica lì perché è fatta da persone povere, perché non c'è anche cultura, quindi magari non vanno neanche dal medico di medicina generale, e poi ci sono anche pochi dermatologi che lavorano in quella zona e pochi che ricevono i pazienti con l'assicurazione sanitaria nazionale, con l'assicurazione nazionale, quindi con il sistema sanitario nazionale che come sappiamo negli Stati Uniti ha un funzionamento diverso rispetto all'Italia. E tutto questo condiziona realmente la prognosi, cioè come poi la malattia va. Oppure un altro dato molto interessante che mi ha colpito è come le pazienti di colore hanno una probabilità di morire prima di un tumore mammario metastatico solo per il fatto di essere colore, non per la tipologia di tumore che hanno, proprio perché non riescono ad accedere né a test diagnostici adeguati che permettano di identificare al meglio il tipo di tumore che hanno e anche la cura da effettuare, sia perché non riescono proprio neanche magari ad effettuare la cura stessa. Ecco, tutto questo penso che ci possa far molto riflettere, perché i dati che ho visto sono sostanzialmente dati che riguardano gli Stati Uniti oppure paesi in via di sviluppo, però sono certa che questi dati anche nel nostro paese sono da attenzionare. Ed è importante sottolineare la validità del nostro sistema sanitario che si basa su un aspetto universalistico. Assolutamente sì, è fondamentale questo proprio perché più il sistema sanitario è per tutti, minore saranno le disparità di cure, ma ribadisco, di questo ne va proprio anche della sopravvivenza, in particolare nella nostra patologia di cui trattiamo.